I paesi non sono i muri, le case, le strade o le fontane, sono le persone che li abitano, che aprono le finestre alla mattina per far passare l'aria, che si salutano quando si incrociano per strada e sanno dare un'indicazione a chi la chiede perché non è del posto. Ed è con questo preambolo che è nato il progetto Gente di Montagna, una mostra inaugurata a Pozzale di Cadore. Nasce dall'intento, dalla voglia di tenere vivo questo paese, che è un piccolo paesino, una frazione di Pieve di Cadore, è un paese ancora molto vivo, che ha una gran voglia di comunicare. L'esposizione presenta 32 immagini stampate e allestite sui muri delle case, raccolte dalle famiglie del paese, da amici e conoscenti di altri paesi del mondo, con uno sguardo sul passato e sul presente, ma con un occhio al futuro. È buona cosa raccontare del passato, perché è l'unico modo forse per riconoscere le nostre radici e guardare al futuro. Una mostra fotografica permanente ma non fissa, un luogo d'incontro per le genti di tutte le montagne del mondo e per chi vuole almeno una volta sentirsi tale. In montagna si ritrovano molto più che al mare tanti generi e tante passioni. In montagna è possibile fare tante cose. Non lo dico per la promozione turistica che può come dire, sbandierare un sindaco, ma perché veramente è così. Veramente in montagna è possibile camminare, arrampicare, passeggiare, stare nel silenzio, che oggigiorno è una delle dimensioni più ricercate dalla gente.